La Treviso del basket, ma anche tutto un sistema di sport che c'è dietro, torna dove gli compete e dove ha mietuto tanti successi. Stiamo parlando nella massima divisione per quanto riguarda il basket e soprattutto per la soddisfazione di tutta una città. Sono le 22:49 quando davanti a Porta San Tommaso esplode l'urlo di gioia dei tifosi. Dopo 7 anni il basket trevigiano ritorna in Serie A. In migliaia, tifosi e appassionati si sono radunati sotto il maxi schermo di Porta San Tommaso. Un colpo d'occhio unico, un mare di persone che ha inseguito con trepidazione l'avverarsi del sogno, sottolineando con un boato ogni singolo punto. Sullo schermo la partita, dominata da Treviso, anche se l'ultimo quarto Capodorlando recuperava terreno. Ma gli ultimi decisivi punti sotto canestro ridanno fiducia e la marea celeste comincia a cantare Serie A già prima del fischio finale, quando l'impresa diventa realtà. Sempre con te sarò e mai ti lascerò. È una delle più belle Serie A che abbiamo conquistato. È un gruppo di ragazzi che si sono, battuti sempre come i leoni. Siamo tornati al grande basket. Ci siamo ripresi il nostro posto, siamo finalmente di nuovo in Serie A e adesso partono nuovi obiettivi. Non ci fermiamo qua, abbiamo ricostruito il basket di Treviso. Adesso godiamoci questa vittoria fantastica. Da Porta San Tommaso partono i caroselli di auto, sventolano le bandiere e suonano i clacson per le strade. Poi un fiume di tifosi si riversa nelle vie del centro, una passeggiata nel cuore di Treviso con il cuore in festa e con la Serie A in tasca. Una passeggiata trionfale attesa e sognata da tanto tempo. Sant'Agostino, Loggia dei Cavalieri, Piazza dei Signori. Il colpo d'occhio della festa trevigiana è unico. Nei cori, urlati a squarciagola, si sprecano i riferimenti alla storica rivale Fortitudo e a quel derby con Venezia che i tifosi già assaporano. Così come il prossimo, inevitabile obiettivo. Ma ecco come era maturata sportivamente questa vittoria. La retina che si infiamma è una squadra che vola. La sceneggiatura del film che riporta Treviso in Serie A porta la firma di un grande regista a nome Max Menetti. È gara 3, quella da non sbagliare. Al Palaverde la De Longhi ha dominato, ma in terra di Sicilia c'è da scommettere che Capodorlando venderà cara la pelle. La ricetta allora è una al Palafantozzi: attaccare alla gola subito. Un primo quarto intensissimo, fatto anche di colpi proibiti, con le squadre che restano a contatto, divise da un solo punto. Poi la seconda frazione di gioco. Imbro e Logan mettono benzina nel motore ed è soprattutto il professore a macinare punti. Sarà lui nel terzo quarto a scavare il solco decisivo con le sue bombe che spezzano i siciliani. (47-59) all'inizio dell'ultima frazione, quella nella quale Parks e compagni fanno di tutto per accorciare le distanze davanti ai loro tifosi. Si arriverà fino al -4, cardiopalma per i tifosi di Treviso sugli spalti e in città davanti al maxi schermo, ma è ancora lui, David Logan, a chiudere il discorso. 36 punti, 8 su 8 da 2, 6 su 12 da 3, MVP delle finali strameritato e festa che si palesa sul parquet. L'ultimo metro percorso, il cappotto è servito, la storia bussa dalle parti di Treviso.